Diffondere la conoscenza dei fatti storici che portarono all'annessione della Repubblica Veneta al Regno d'Italia, per far riflettere i cittadini sulla loro reale volontà di fare ancora parte di questo Stato. È l'obiettivo che il Comitato 1866 intende raggiungere, per il quale ha elaborato un programma di iniziative in occasione dei 150 anni della storica consultazione. Più che altro per andare a analizzare fonti d'archivio, gli archivi parrocchiali, che sono un patrimonio immenso di notizie di quanto avvenne 150 anni fa, ma soprattutto di fare cultura e rendere consapevole tutta la popolazione veneta e il popolo veneto di quanto avvenuto 150 anni fa, senza intenti di chissà che natura, ma proprio per fare una riscrittura della storia per come effettivamente avvennero quei fatti. Il programma, che si guadagna il plauso del Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, prevede incontri e dibattiti in occasione del Capodanno Veneto dal 27 febbraio al 6 marzo, un ciclo di conferenze, una serie di visite guidate per le scolaresche a Palazzo Ducale e una celebrazione diffusa in tutte le città venete il 21 ottobre, anniversario del plebiscito. Per appunto diffondere la conoscenza storica e per instillare una domanda che invece ha molto dell'attuale, ovvero il principio di autodeterminazione esercitato 150 anni fa e ufficializzato nel Trattato di pace di Vienna tra Austria e Italia, potrebbe essere riapplicato oggi, quindi facendo la stessa domanda ai veneti di oggi e aspettandosi una risposta di cui probabilmente sappiamo già il significato.